Lunghe code e rallentamenti al traffico sono abbastanza comuni in Aurelia tra Rapallo e Santa Margherita durante le ore di punta. Questa settimana, a rendere la situazione ancora meno scorrevole, c'è un semaforo che regola un senso unico alternato a San Michele di Pagana. Installato lunedì 23 gennaio, dovrebbe rimanere per circa una settimana, salvo imprevisti. Senso unico durerà circa 5 giorni, quindi ancora 3 giorni. Sono lavori propedeutici alla progettazione definitiva dei lavori di difesa della strada. Abbiamo preso un finanziamento per questa progettazione, che è stata affidata tramite gara a questo studio di ingegneristico. Il senso unico alternato serve agli operai e ai tecnici per fare delle cadotature per capire che tipologia di sottosuolo ci sia e valutare come si potrà poi procedere col successivo progetto di difesa della costa. Essendo alla fase delle opere propedeutiche e non essendoci ancora un finanziamento per questo progetto, il Comune non fornisce ulteriori dettagli sulla difesa della costa. Tornando all'attualità, il senso unico alternato in questi primi 3 giorni non ha creato problemi rilevanti neppure ai mezzi di soccorso. Direi di no, non abbiamo avuto grosse segnalazioni. Siamo anche in un periodo di bassa stagione, diciamo, quindi non abbiamo avuto grossi problemi.